difficili fino a questo momento per Goletti, che si è comunque sempre fatto trovare pronto. Seguiamo ancora l'Atletico Fiumicino sulla linea di fondo, la mette in mezzo e arriva il pareggio di Dallarmi. 1-1 al 12°, ha segnato Edoardo Dallarmi, che trova il suo terzo gol stagionale. Lui rischia di perdere il pallone in una zona pericolosa. Lo smista però poi bene sulla sinistra, dove c'è la conclusione tentata da Balistrieri, alta sulla traversa. Non Balistrieri, ma ovviamente il numero 11 Maramao. Poi qui perde una brutta palla la difesa della Roma. Arriva il gol del Fiumicino, che colpisce ancora una volta su una distrazione della difesa della Roma. 3-2. Segnato proprio l'autore della conclusione di pochi istanti fa, Marco Maramao, che trova il suo quarto gol di stagione. Maramao che l'appoggia all'indietro, poi riceve ancora il pallone, lo gioca con il destro, la conclusione, forse l'ha toccata Goletti. Il filtrante non passa per la buona interdizione di Balistreri, che salta un paio di avversari. Maramao la piazza di destro, non gira abbastanza la conclusione del numero 11, che si perde sul fondo. Avanti alla ricerca del gol del pari, inevitabilmente si sono aperti spazi in avanti ben sfruttati da Liberti. Qui è l'altro numero 11 Maramao ancora ad impegnare Goletti.